Ben ritrovati, nuovo appuntamento con questo consueto spazio dedicato ai diritti dei cittadini insieme all'avvocato Pierpaolo Lodigliero, che saluto subito. Bentornato avvocato. Beh, come sempre oggi parleremo dei diritti anche e soprattutto quelli negati dei cittadini, perché purtroppo ci sono, avvocato, tanti diritti che vengono negati ai cittadini, tante piccole e grandi difficoltà quotidiane che molte persone si trovano ad affrontare spesso da sole perché hanno difficoltà, no, proprio nell'interfacciarsi soprattutto con la pubblica amministrazione. Noi cerchiamo in questo nostro spazio di dare qualche consiglio, speriamo utile, proprio per cercare di smuovere, no, un po' le cose, di far prendere anche ai cittadini coscienza di quelli che sono i loro diritti e quindi di non subire passivamente, ma quando c'è un'ingiustizia di denunciare, e quindi cerchiamo di dare tutte le indicazioni valide affinché questo si possa realizzare. Però diamo anche alcuni consigli utili, avvocato, perché ci sono ogni giorno delle novità. Iniziamo ad esempio sulla pignorabilità della pensione, e questo anche un altro argomento che tiene in ansia spesso i cittadini, però ci sono adesso dei nuovi minimi. In cosa consistono? Sì, naturalmente ecco, è la mancanza di informazione che praticamente fa di un diritto negato, e quindi bisogna, mancanza di informazione delle norme che man mano si susseguono. Molte telefonate arrivano perché molti enti abusano della loro posizione, soprattutto per quanto riguarda i pensionati che si vedono aggredire la propria pensione per debiti contratti. Voglio ricordare che la Corte Costituzionale ha stabilito dei minimi che non possono essere oggetto di esecuzione, di pignoramento. Per il 2020 si sono adeguati questi limiti, che adesso sono di euro 689,50 euro. Che cosa significa? Che tutti i percettori di pensione, la quota pari a 689,50 euro è assolutamente impignorabile, e quindi il creditore che aggredisce la pensione può rivalersi soltanto sul quinto della differenza. Per cui se uno prende una pensione di 1.000 euro, a 1.000 euro bisogna togliere questi 689,50 e solo sulla differenza il creditore si può avvalere del quinto. Quindi, cosa succede spesso e volentieri invece? Osserviamo che per disattenzione sia dell'INPS o sia anche forse sì, dopo la abbiamo già telefonata. una telefonata, perché questo è un argomento interessante che, come dicevamo, riguarda purtroppo tanti pensionati. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza? Benvenuto intanto. A lei. Prego. Senta, volevo fare un'informazione dall'avvocato, vorrei. Prego. Eccolo l'avvocato. Allora, avvocato, io sono un pensionato allettato pure, tra l'altro. Il mio reddito è di Un pensionato? 60... Un pensionato come? Giovanni. No, un No, pensionato allettato, io ho capito, non so se è così. No. Io sono penito. Vabbè, è un pensionato, allora andiamo avanti. È un pensionato, Ecco, qual è il... Sì. il problema è che io ho un reddito di 6.600 euro. Mi spetta qualche diritto? Un reddito ai 6 di 6.600 euro? Sì, esatto. Quindi che tipo di diritti? Cioè, lei vuole sapere se c'è... Se mi spetta qualche diritto, non so, uno sconto sul gas, sulla luce, non lo so. Ah, i bonus, insomma. Sì, Ecco. lei... brava, sì. Sì. Ma lei è pensionato? Ha una pensione? Sì,
sì, c'è una pensione. Ce la può dire, tanto non sappiamo il suo nome, di che importo No, è? no, io percepisco addirittura 2 pensioni, ma 2 pensioni di fame. Ci sono circa meno di 16, oltretutto si trattengono pure 50 euro al mese, dicono l'Inps che ha sbagliato. Sì, non ho capito Sono, l'ammontare però, l'ammontare ce lo può L'importo. dire l'ammontare di l'ammontare queste mensile, pensioni? sì, il mensile sono 5,40. 2 pensioni, totale 5,40. 5,40 Ho mensile. capito bene, quindi 2 pensioni È lo arrivano... stesso, Sì, è lo stesso mia moglie. quindi 5,40 lei e 5,40 sua moglie oppure... Esatto. Ah, No, quindi no, 5,40... che totale arriviamo all'ISEE che fa 6.300 euro. Ah. Beh, perfetto. Sicuramente voi non potete, la domanda per la pensione di cittadinanza non la potete fare perché praticamente fate il cumulo, c'è un cumulo di reddito per cui questo non si può fare. Sicuramente voi potete però, se l'ISEE è quello, noi sappiamo che la social card che ancora è vigente Sì. e quindi presso il CAF i limiti di reddito sono 8.000 e qualcosa, sono superiori all'ISEE che lei mi ha detto in questo Sì, momento. 6.300 E praticamente quello ne potete usufruire, vi recate presso un CAF e potete usufruire, usufruendo della social card, anche dei bonus gas ed elettrico, però questo lo dovete fare tramite il CAF. Tramite il capo. E poi Chiaramente gli devo portare l'ISEE, no? Certo. l'ISEE lo dovete portare dappertutto, perché Va lì bene, fotografa, ecco perché quello è il parametro. Poi dal momento che siete pensionati, quindi siete ovviamente Sì, ma adesso, siete... avvocato, adesso sono nel letto, ho capito, che non posso nemmeno camminare. Ecco, è allettato, quindi avevo capito bene. Siete allettato e quindi prendete Esatto, anche sì. indennità di accompagnamento oppure no? Sì, adesso me l'hanno data 2 mesi fa. Perfetto, perfetto, mi dispiace, ma quindi avete anche l'indennità di accompagnamento naturalmente per queste diciamo, forme di aiuto non fa reddito per questi. Mentre ricordiamo per quanto riguarda la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza sono parametrate, cioè non vengono sommate, però l'indennità di accompagnamento comunque viene, diciamo, viene anche conteggiata ai fini di quello che bisogna poi corrispondere. No, era giusto una precisazione. Sappiamo che lei non ha partecipato al reddito e alla pensione di cittadinanza, quindi non riguarda lei. Ecco, per cui voi che usufruite di questo sapete benissimo che naturalmente avete l'esenzione di tutte naturalmente i farmaci che vi servono e anche per la patologia di cui siete affetto, naturalmente anche tutti i protocolli e anche la diagnostica è assolutamente gratuita. Ho capito. Allora io porto l'ISEE al patronato, giusto? Sì, portate l'ISEE al patronato, che dall'ISEE naturalmente vedono la composizione del nucleo familiare. Siamo io e mia moglie, basta, io e mia moglie. Sì. E poi naturalmente richiedete la social card, i bonus che vi spettano luce, e quindi gas. questo. E basta poi. Luce e gas, luce e gas, insomma ci sono degli sconti, tra virgolette, insomma, sulla bolletta ed è un piccolo aiuto, però insomma... vabbè, è meglio poco che niente. Certo. Grazie. Grazie a lei. Allora, torniamo a parlare della pignorabilità delle pensioni. Quindi c'è questo limite di 689,50 per il 2020 è la soglia di impignorabilità. Si può pignorare il quinto della somma eccedente. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve. Ogni tanto vi chiamo.
Ci fa piacere. Da dove ci chiama, signora? Da Cassovillari. Benvenuta. Grazie. Prego. Vorrei sapere più o meno l'avvocato che ci dice con questo diabetologo a Cassovillari ce ne sarà solo uno. Come si tiene? Ma l'altra parte è uguale o siamo lo stesso? Non ho capito, signora, che cosa non c'è a No, la visita per il diabete, diabetologa. Sì. No, qua ce n'è solo uno, è impegnato, insomma, e l'altro dove ne deve andare? Mi dicono che devo andare a San Giovanni in Fiore, l'anziano dove deve andare? Le liste d'attesa, insomma, questo è un altro argomento. Ma insomma, quanto tempo... sarà solamente a Castrovillari o no? Quanto tempo le hanno detto che ci vuole per fare una visita, signora? Dovevo andare da endocrinologa da ottobre, sta mancando da tanto tempo e adesso ho chiamato se veniva, che per quella che mi doveva cambiare queste cose che fa pure per il diabete, la dottoressa ieri. Ma adesso non viene. Insomma, io mi sto prendendo medicina perché se non vado al diabete... Ma avete prenotato io però? Io sto prendendo medicina che non c'è un piano bene. terapeutico, credo, per il Sì, diabete. ma avete prenotato una visita o no? Sì, ma adesso sto vedendo pure, ancora non se ne parla proprio. Cioè, proprio voi non avete mi una dicono data, signora, chiedo scusa. Avete ma non c'è, ma una data non si può dare perché non c'è cosa proprio, non c'è nessuna cosa. E Oddio, come la fai la data? Allora, se Che uno poi va quello al non viene, CUP, quello non all'ASLA, ha giornata. chiedo scusa signora, Sì, lei è lo in cura sappiamo, presso ma... un diabetologo, giusto? Ha un piano lo terapeutico so. che scade C'era. dopo un anno. Sì. Chiaramente chi Sì. deve rinnovare il piano Sì. terapeutico per avere le striscette del diabete, per avere alcuni farmaci. Ma no, questo no, questo no. E allora qual è il signor? No, è la cosa che io queste medicine sono andata dall'endocrinologo e dice che non lo dovevo prendere quella che mi prendevo, che sono sbagliate. Adesso come vado? Non sto venendo dal mese di ottobre. Insomma, uno solo ce n'è, diabetologo che va insomma dall'ambulatorio. Dove dobbiamo andare? Allora, non so se a Castrovillari solamente questa cosa. Allora, signora, io non ho capito se lei ha prenotato la visita e le hanno dato dei tempi. Non vuoi prenotare, che non c'è prenotazione, perché se deve andare lontano. A San Giovanni in Fiore, in Testimone. Ecco, non c'è sul territorio la possibilità, quindi il problema è quello. Questo è un problema che riguarda la sanità, purtroppo non c'è niente. Questo bisognerebbe venire incontro ai cittadini del territorio, perché magari una persona anziana spostarsi di tanti chilometri non è possibile. Avvocato. Ma io non sappiamo più che cosa. Ma ha perfettamente ragione. Questo è uno spazio, insomma, in cui i cittadini possono far sentire la loro voce. Questo è uno dei disagi quotidiani che si vivono su alcuni territori dove mancano gli specialisti e dove le persone che non hanno la macchina oppure non hanno nessuno che possa accompagnarli a diversi chilometri di distanza si trovano in difficoltà, e questo è un diritto negato, avvocato, negato il diritto alle cure e alla prevenzione. Al bisogno, alla richiesta di salute, perché la politica, onde evitare di intasare gli ospedali, è proprio quella di avere gli ambulatori polispecialistici, però è quindi sul territorio, onde evitare che ci siano tutti questi disagi. E quindi questo è un problema meramente amministrativo. Voglio ricordare alla telespettatrice che, benché non abbia nella sua città lo specialista per la patologia di cui soffre, c'è la possibilità, qualora vi siano difficoltà di mobilità accertate, il trasporto gratuito da parte dell'ASP naturalmente per effettuare queste visite. Però ci deve essere una impossibilità accertata naturalmente di mobilità. Se la visita specialistica invece è essenziale, cioè nel senso che è salvavite, la signora... la medicina.
Sì, sì. Sì, Però, la signora però è un percorso che porta magari più disagi, nel senso che tutte le cure, tutta la diagnostica è garantita in tempi brevi, certi, per assicurare diciamo, una buona salute al chi ha bisogno di salute, al paziente, e si può ricorrere addirittura con provvedimento d'urgenza al tribunale competente per territorio, quindi ma tribunale ci di vorrebbe Castrovillari. veramente. Sì, però deve essere una richiesta, una esigenza che salva vita, nel senso che allora, questo tipo di procedimenti in generale si fa tutto quando vi sono un segnale, di malattie soprattutto oncologiche. Per cui quando c'è, diciamo, dallo specialista di approfondire determinati esami e presso l'ospedale la lista d'attesa è molto lunga e sappiamo benissimo che quando un esame e quindi la diagnostica viene fissata a 5, 6, 7, 8 mesi, naturalmente Sì. quello è il discrimine fra la vita e la morte. Quindi se una patologia può essere aggredita preventivamente con liste d'attesa molto lunghe, praticamente lì, ecco, si decide esattamente in quel momento, con il lungo tempo che passa, se il paziente poi avrà un esito infausto, diciamo, qualunque cura si possa prestare dopo, e allora in quel caso si può intervenire d'urgenza e quindi sarà il giudice che imporrà d'autorità praticamente che subito quell'esame diagnostico, quel protocollo salvavita, oppure che può scongiurare una patologia peggiore, debba essere effettuato. Quindi questi sono, diciamo, i termini in cui ci si muove. Certamente è deprecabile che città importanti non abbiano un servizio adeguato per queste patologie, le quali, se non vengono curate adeguatamente, non fanno altro che appesantire il Servizio Sanitario Nazionale, perché una persona, soprattutto anziana, che non ha cure specifiche preventive fuori l'ospedale, si ammala, va in ospedale ed è un costo ingente per tutta la comunità. Quindi semplicemente questo, ecco. Quindi l'azienda sanitaria deve fare azienda, per cui garantire onde evitare che ci siano veramente perdite, a parte la salute che è il bene primario, ma anche economiche, nel senso che il ricovero costa 1.000 euro al giorno. Certo, poi il cittadino, come si dice sempre, bisogna fare prevenzione. In questo modo come si può fare la Con le prevenzione? liste d'attesa, oppure che non ci sono le figure, praticamente la prevenzione non esiste. Per Poi c'è cui anche il caso, avvocato, di persone che sono ad esempio in cura per il diabete, che è una malattia che è soggetta a scompensi, per scompensi, cui ci sono anche, dei piani ecco, terapeutici. certo. Per le liste d'attesa noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Dopo un anno scade questo piano terapeutico che dicevo necessario per prendere le striscette per la misurazione domiciliare della glicemia. Ci sono alcuni farmaci che vengono dati dal servizio sanitario solo con la presentazione del piano terapeutico. Nel momento in cui scade questo piano terapeutico e non c'è la possibilità di andare a visita dallo specialista perché ci sono le liste d'attesa che arrivano anche ad oltre un anno, cosa si deve fare? E purtroppo in questo caso sono i singoli soggetti che devono anticipare certificandolo le spese e poi ci sarà il rimborso, però chi non lo può fare, naturalmente capiamo bene che ci sono molte famiglie che per redditi troppo bassi, a parte che già da anni, soprattutto nel meridione, le persone hanno rinunciato a fare prevenzione, quindi la diagnostica di prevenzione ormai nelle fasce più deboli praticamente ormai non c'è più, quindi non si fa più prevenzione, per cui soltanto quando c'è un avviso che il medico curante, quindi quel medico di famiglia si accorge di qualcosa, però dopo se manca l'anello poi dello specialista dell'azienda sanitaria, naturalmente lì si rompe un po' tutto il sistema, per cui anche in questo caso se gli ausili
in questo caso le striscette per il diabete e quant'altro, eccetera, eccetera, sono indispensabili. Anche qua si può ricorrere al giudice, quindi che con provvedimento veramente molto, molto veloce, quindi un provvedimento d'urgenza, naturalmente provvede d'imperio. Ovviamente sono tutte delle strade, ci accorgiamo, sono praticamente delle difficoltà in cui la persona debole, certo, afflitta da una patologia, deve anche... Scusate che vi devo dire un'altra cosa, scusate, prima che me lo dimentico, devo parlare. Non stanno pagando gli analisti che sono privati, che uno può andare dove vuole, solo all'ospedale. Ma come non li stanno pagando ancora da tanto tempo? Devo andare all'ospedale alle 10:30 l'altra volta sono arrivata. Io sono diabetica, non ci posso stare fino a tardi. certo, non li stanno perché non ci pagando, sono... andavamo dove volevamo prima. I privati convenzionati Niente, fanno le ecco, prestazioni solo fino ad un certo numero e si assistono anche si assiste a delle scene, persone che vanno all'alba per prendere i numerini, per rientrare, non lo so se tra i primi 15-20 che fanno... Che hanno dei budget, limitati, limitati, per cui limitano anche le prestazioni, e anche questo il pubblico purtroppo o funziona bene il pubblico oppure si apre naturalmente in modo illimitato al privato. Speriamo che in Calabria, ecco, ci sarà una nuova giunta, per cui speriamo veramente che sanità e lavoro siano, ecco, in primo piano davvero, che di questo c'è bisogno. Purtroppo i mali della sanità sono tantissimi, signore. Noi la ringraziamo non c'è niente, perché non abbiamo più fiducia di nessuno. Signora, io la ringrazio per questo suo intervento, perché abbiamo aperto una finestra su un argomento spinoso, perché ci sono davvero tanti mali che attraversano la sanità. Io intanto la saluto, signora. Arrivederci. Grazie. Devo dare la linea alla regia, ma torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio. Ancora con l'avvocato, durante la pubblicità stavamo parlando dei tanti mali della sanità calabrese, insomma, dopo la telefonata della nostra telespettatrice da Castrovillari, davvero ci sono tante cose da rivedere e speriamo davvero che si possa porre un rimedio, perché i disagi per gli utenti sono quotidiani. Parliamo appunto delle difficoltà di effettuare un semplice prelievo di sangue, perché ci sono le difficoltà con i laboratori convenzionati, i tagli al budget, quindi ci sono i poveri utenti costretti ad andare o nella struttura pubblica sopportando delle file, dei tempi davvero incredibili, oppure si mettono fuori in fila all'alba per prendere il numerino e rientrare nelle prime 15 prestazioni che vengono effettuate con il servizio. Da terzo mondo, perché ci siamo mondo americanizzati, cioè in Italia ci dobbiamo rendere conto che ci sono cittadini di serie A e di serie B. Chi ha disponibilità economiche ha prestazioni, chi non ha reddito o un reddito molto basso purtroppo sono i cosiddetti cittadini di serie B. Là tutti i diritti sono negati, anche quelli più basilari. Quindi rendiamoci conto che la situazione è questa, quindi ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Dopodiché facciamo tutti i discorsi di politica sociale che uno vuole. Certo, intanto salutiamo chi è in linea, avvocato. Pronto? Buonasera, sto chiamando da Cetraro. Benvenuto, volevo parlare con l'avvocato. Eccolo. Buonasera, avvocato. Scusate, io chiamo da Cetraro. Io, quando è stato l'anno scorso, ho fatto la domanda per la pensione di cittadinanza. Non è stata ammessa perché per me e mia moglie superava il reddito. Non è stata ammessa perché sul certificato ISA c'era scritto l'anno scorso di 6.000, non ricordo, 6.300, non ricordo. Poi questo l'ho fatto 15 o 20 giorni fa. Io ho domandato al sindacato e mi hanno detto sì, lo puoi fare adesso perché
C'è quello tu e quello di tua moglie e sono 8.960 euro, mi pare, 8.000 e passa, non mi ricordo. Lo posso fare adesso? Sì, ma voi avete... Sì, dite. Voi avete valori immobiliari, avete qualche libretto che supera le 6.000 euro? Cioè gli altri parametri li avete o no? No, La casa l'avete di proprietà e quindi quello che no, incide il reddito... pago l'affitto. E voi sì, vi hanno rifiutato la domanda, sono passati più di 6 mesi da quando avete avuto il rifiuto? No, della prima... l'anno scorso ho fatto la domanda. Oh, perfetto, devono passare 6 mesi da quando vi hanno rifiutato la domanda, per cui riandate, fatela sempre tramite patronato o CAF la domanda, perché la mandano in modo più veloce, diciamo, ecco. E quindi presentate questi documenti, se non il comune, però non so il comune di Cetraro se voi accedete tranquillamente e c'è qualcuno che sbriga queste pratiche, quindi col deposito. Il CAF forse è la cosa CAF più sono veloce. quelli più facili. Io vado al CAF su in paese. Perfetto, e portate la documentazione che vi chiedono, che naturalmente sapete benissimo la certificazione auto, moto, quello che avete intestato, perché non devono superare una certa cilindrata, non devono essere state acquistate negli ultimi 2 anni, quindi ci sono tutta quella serie di documenti. La giacenza media Scusate, avvocato, scusate, io avevo una macchina, non ho potuto passare le targhe perché ho avuto un problema, non ho potuto, però la macchina è sempre a me, c'è un'altra macchina ho preso, l'ho messa in bacio a mia moglie, se no quella me la fermavano pure. Avete capito? Guardate, allora, si parla sempre di nucleo familiare, non di persona che richiede. Quando voi andate a richiedere il reddito di cittadinanza e siete 2 persone che compongono il nucleo familiare, o è a nome vostro o è a nome di vostra moglie, è identica cosa, nel senso che vi verrà corrisposto in base al numero di componenti il nucleo familiare. Per cui voi la documentazione che vi si chiede, voi la dovete acquisire e la portate, che poi al CAF vi sanno dire esattamente se va bene o male. Se si rientra. Cioè il fatto che voi intestate un'autovettura a vostra moglie, ma è nel vostro nucleo familiare, ovviamente ve la potevate far rimanere intestata a voi perché non avete risolto nulla, ma sicuramente non sarà una macchina di grossa cilindrata. No, una 500. Va bene, sì, perché non deve superare i 1600 e meno di 1600 di cilindrata sicuramente, ovvio. No, 900 mi pare che è 900. Va bene così, 900. Perché vi ripeto, ci sono tutti questi parametri che bisogna rispettare, per cui la documentazione che vi è stata chiesta la portate e depositate la domanda. Quindi, insomma, se è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno, chiaramente... voi dovete rappresentare sempre la situazione attuale senza nascondere nulla, perché altrimenti poi... ormai quello che ho fatto l'anno scorso, sempre lo stesso sono, solo che l'anno scorso l'ISA era di 6.000 e passa, ma di 5.000. Solo mio, però quello di mia moglie, poi c'è quello di mia moglie, non lo so, se è lo stesso. Allora, l'ISA è per... Prendiamo una piccola miseria di pensione, non è che prendiamo pensione delle marche, prendo le pensioni... L'ISA è per quanto riguarda il nucleo familiare, quindi non il suo o quello di sua moglie. Bisogna vedere l'ISA del nucleo familiare, quindi insieme. Quindi non so se avete fatto questo calcolo, se il CAF vi ha fatto questo calcolo. Quindi non lo so, l'anno scorso non è stata ammessa, non ho avuto nessuna chiamata. Però dovete, guardate, recatevi al CAF con 10 minuti di pazienza, fatevi spiegare esattamente la documentazione pure mezza giornata, tanto non faccio niente, sono può aspettare mezza giornata tranquillamente. No, non 10 minuti di attesa, cioè di colloquio con l'operatore del CAF, con i documenti suoi, in modo che con i documenti vi spiega esattamente a che cosa servono, che parametri ci sono, in modo che, ecco,
evitate magari di compiere qualche sbaglio e però vi spiega anche tutte proprio le vicende di come si arriva ad ottenere il reddito di cittadinanza. Ecco. Quindi è meglio andare con la documentazione, con la ad un documentazione capo? No, io ci porto il contratto della casa, che ho il contratto della casa. Perfetto. Poi ci porto il modello ISA più i documenti, carta d'identità e come si chiama. Perfetto. E poi lei quando fa la dichiarazione portare. ISEE deve dichiarare tutto, quindi si ha... devo dichiarare tutto, che cosa ci devo dire a quello? Cioè quello che ha, la macchina, se c'ha giacenza media... No, ma ce l'ha già segnata lei, l'ultima volta che è andata a fare il modello ISA, ce l'ho già detto che ho la macchina, quindi già gliela... appunto, non ce l'ho più, c'ho la 500, allora, già detto. sì, fate bene ad andare, ecco, domani recatevi al capo. Vi voglio dire una cosa, un'autovettura nuova che non vi permetterebbe di accedere al reddito di cittadinanza, che voi avete fatto l'ISEE e che siete sotto soglia, nulla c'entra, perché per ottenere il reddito di cittadinanza nei 2 anni precedenti non bisogna avere acquistato una macchina di 1600 centimetri cubi superiori, l'ISEE non vi appare che macchina è e quanti anni ha. Ai fini della domanda del reddito di cittadinanza ha influenza, per cui tutto bene, tutti i documenti che avete. Vi ho detto, la fotocopia del libretto, del certificato di proprietà di questa autovettura, portatelo perché ve lo richiedono, ecco, delle autovetture che avete. Ce l'ho portato già prima quando sono andato a fare la domanda per il modello ISA, l'ho dato già prima, capite? Quindi conviene... E allora, voi andate e richiedete il reddito di cittadinanza e la documentazione che vi hanno richiesto. Quindi al CAF chiaramente qui dalla televisione è difficile, ma scusate, no? ma io sono in pensione, avvocato, scusate che venderò, ma io sono in pensione, non lavoro. Ho 70 anni, sono in pensione. E allora volete la pensione di cittadinanza, che è uguale. La pensione di cittadinanza, sì. Non è che... io prendo una miseria, perché non ce n'ho Mark, prendo la sociale, come si chiama? È uguale, la documentazione è uguale. I motivi per cui non danno il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza sono uguali. Ecco perché vi sto dicendo, se avete la documentazione a posto come mi dite, sicuramente l'accetteranno. Ecco, l'accetteranno e vi corrisponderanno la differenza fra quanto percepite e quanto percepirete per la pensione di cittadinanza, con un'aggiunta perché vi aiuteranno anche a pagare il fitto della casa. Il fitto casa, io pago 200 euro al mese. Perfetto, io e mia moglie, e starete aiutati. Con quella miseria che prendiamo non ce la facciamo manco arriviamo al 10 del mese, non è già finito. Pagare luce, e questo casa, è un problema, quindi fatela domani, recatevi presso domani è venerdì, ho l'appuntamento venerdì. Poi chiaramente quando verrà inoltrata la domanda anche gli impiegati del CAF, in base ai documenti che voi portate, sapranno ormai dopo un anno, no, che fanno domande per reddito di cittadinanza, già ad occhio sanno se la domanda è percorribile o meno. Percorribile o meno, va bene? Va bene, ringrazio tanto. Grazie. A voi signore e all'avvocato. Grazie a lei, poi ci faccio sapere chiaramente se è stata accettata. Sì. Ok, la ringrazio. Grazie ancora. Non so se abbiamo chiuso il discorso. Sì, abbiamo chiuso, nel senso che come il telespettatore che ha una pensione minima nulla può temere l'aggressione, di aggressione perché non esiste. Voglio solamente ricordare. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Salvatore da Castrovillari. Io non ho capito. Non abbiamo capito nulla, quindi allora, andate. Buonasera, l'ho capito. Da dove ci chiama? Sono Salvatore da Castrovillari. Da Castrovillari, ecco, adesso la sentiamo. Benvenuto. Grazie, ben trovati. Prego. Volevo fare una domanda al gentilissimo avvocato, per cortesia. Eccolo. Grazie. Dunque, io sono un percettore di reddito di cittadinanza. Perfetto. Ho fatto la richiesta a marzo dell'anno scorso, 2019, mi è stata accettata.
Nel gennaio scorso ho dovuto rifare l'ISEE. Gennaio 2020? 2020, sì. Perfetto. Siamo a febbraio, quindi il mese scorso. E mi è stato detto che dal momento che io nel 2018 ho lavorato un mese, purtroppo non ho più diritto al reddito di cittadinanza, perché quel mese va a incidere sul reddito ISEE e quindi ho perso il reddito di cittadinanza. Ora la domanda è questa, questo famoso ISEE corrente si può fare o ci sono dei vincoli? Perché gli addetti del CAF dove mi sono rivolto mi hanno detto che bisogna essere stato licenziato non più di 18 mesi precedenti. È vero questa cosa? Mi scusi. Allora, l'ISEE corrente, allora, la norma che cosa dice? Sappiamo benissimo che l'ISEE ordinario ci fa la fotografia fino al 31 dicembre 2018 e quindi non considera il 2019. Per cui l'ISEE corrente serve in tutti quei casi in cui il richiedente ha mutato la propria condizione socio-economica nell'anno 2019. Questo perché in vista dell'ISEE 2020. Per cui la modifica delle condizioni socio-economiche e quindi l'esigenza dell'ISEE corrente è di un anno. Quello che vi hanno detto al CAF può essere giustificato soltanto se vi è, non pericolo, se vi è l'esigenza di verificare che voi, una volta perso il lavoro nel 2018, non avete beneficiato di ammortizzatori sociali, perché se avete beneficiato di ammortizzatori sociali, ovviamente dovete spostare i termini per effettuare la domanda. Mi sembra che voi avete lavorato una mensilità nel 2018. Sì, esatto. E allora, se avete lavorato una mensilità e non avete naturalmente avuto diritto a nessun ammortizzatore sociale, No. perché non avete maturato niente, lì è il classico caso che dopo 6 mesi potete, perché vi è mutata la situazione economica, potete depositare la domanda per avere riattivato in questo caso il reddito di cittadinanza. Voi prima di lavorare questo mese percepivate il reddito di cittadinanza? Io no, prima... Nel 2018, quindi lui ha fatto la Ma domanda... nel 2018, voi quando avete presentato i documenti... infatti, c'era già questo mese. Non è che voi avete, fra virgolette, avete nascosto fra i documenti da quanto tempo eravate senza reddito e quindi poi da un controllo siete andati a revoca. Cioè questo volevo... io ancora non sono... Mi perdoni. Io non ho nascosto niente. No, non voi. Io ho fatto la domanda a marzo 2019. Sì. Con tutti i documenti e mi è stata accettata. E non c'è dubbio, vi sto dicendo, ecco perché bisogna vedere attentamente la pratica. Nella richiesta, se andate a vedere i requisiti, occorreva, come occorre, che si sia in uno stato di non o in percentuale, ecco nemmeno tutto. Comunque i redditi, da quanto tempo si percepisce quel reddito e se si sono percepiti dei redditi prima. Voi avete fatto la domanda, ma certamente non avete prodotto nei documenti che una mensilità avete lavorato, perché altrimenti dal controllo di quello che voi avete presentato, se era un motivo quello di diciamo esclusione, vi avrebbero escluso.
Se hanno fatto un controllo sul vostro codice fiscale e hanno visto che vi è stata una sola mensilità, che è assolutamente il nulla, e che non era stata dichiarata incolpevolmente da parte vostra, si è passibili di sospensione del reddito di cittadinanza, addirittura va a revoca, per cui bisognerebbe prima inserirvi tramite un CAF sulla vostra posizione e capire che cosa è successo. Quindi che voi mi andate a fare adesso, cioè mi sembra molto irregolare che vi chiedono di presentare un'altra volta la documentazione per il reddito di cittadinanza che vi vale 18 mesi. Perché dovete ripresentarlo, scusate, come se fosse una domanda nuova? Chiedo perdono, non ho fatto la domanda nuova. Mi hanno detto che bisognava aggiornare l'ISEE, il modello ISEE. E aggiornate il modello ISEE. E nell'aggiornare il modello ISEE loro hanno ricevuto lo stesso ISEE praticamente dell'anno scorso, però c'era questa anomalia di questo mese che io ho lavorato nel 2018. Perfetto. Che però non vi ha spostato i parametri di reddito, perché a meno che non avete preso 10.000 euro per un mese di prestazioni, per cui se avete fatto una mensilità praticamente è il nulla in termini di ISEE, è proprio il nulla in termini di ISEE. Infatti, cioè, è un'anomalia. Quindi è un'anomalia, per cui non è che l'ISEE corrente vi fotografa adesso, cioè nel caso vostro una mensilità in termini ISEE è veramente il nulla, veramente il nulla. Fatevi spiegare bene qual è l'anomalia, perché non sarà sicuramente il fatto che nel 2018 avete percepito una mensilità. Non è proprio così. Proprio a livello ISEE saranno veramente, a livello ISEE una mensilità sarà uguale a 60 euro. Quindi, ecco, questo è. Quindi non va a spostare di Quindi non sposta assolutamente nessun parametro. Ecco perché ci deve essere qualcosa di diverso. Cioè, quello che vi hanno raccontato è quello che ci avete detto, però ci sarà qualche altra Però cosa. accedere sulla propria posizione, no? Bisogna accedere tramite CAF, accedere alla vostra posizione. Così lo in vede modo anche che sapete, lei. lo sapete di prima mano, insomma, ecco, esattamente qual è. Che cosa è successo? Sì, che c'è l'irregolarità di questo ISEE, che sarà veramente 60 euro sposta una mensilità, assolutamente irrilevante per qualsiasi prestazione. Quindi il consiglio è quello, andare a vedere Ma certo, è assolutamente irrilevante. Perfetto, la ringrazio. Inutile ci faccia sapere, ecco, naturalmente. Ecco, perché poi in effetti se fosse già stato 6 mesi magari poteva spostare, però una 6 mesi di occupazione, però una mensilità veramente è un qualcosa di insignificante per qualsiasi tipo di prestazione che ha bisogno dell'ISEE. È assolutamente irrilevante. Quindi è meglio andare a vedere sulla propria posizione per capire se ci sono altri motivi per cui... forse c'è qualche... Ecco perché... È un po' perché strano. basta semplicemente la comunicazione, non c'è bisogno del nuovo ISEE, che quindi ogni mutamento, ogni cosa, basta che si fa la comunicazione e basta. Quindi... No, è meglio vedere bene, perché probabilmente forse l'impiegato del CAF non si è spiegato bene, oppure non si è capita bene la Devono situazione. vedere esattamente com'è la situazione. Va bene, poi ci faccia sapere. Grazie mille. Grazie, senz'altro, buona serata. Grazie a lei. Avvocato, non so se... Completo velocissimamente, questo per quanto riguarda la pensione. Quando invece la pensione è aggredita dall'esattore, quindi dall'ente esattoriale, ci ricordiamo che per le pensioni fino a 2.500 euro, quel quinto di cui parlavo prima, può essere aggredito solamente un decimo, non più un quinto ma un decimo, per cui ecco, l'esattore si prende di meno di quello che si potrebbe prendere un privato. Quindi ogni volta che qualcuno ha un problema di questo, lo faccia vedere la sua pratica a un'associazione di categoria, a un'associazione di consumatori, a un sindacato, a un patronato, per cui sulle pensioni spesso e volentieri fanno sbagli grossissimi. Chi non arriva a quei 600 euro può stare tranquillo, perché non si può togliere
Chi arriva chi alla pensione non superiore a 689,50, purtroppo ci sono pensioni molto inferiori. molto più basse, molto più Cioè, basse. non E questo arrivano è un dramma. È un dramma, quindi andare ad aggredire una pensione di 400 o 500 euro sarebbe davvero E costretto. non lo possono È fare, per impossibile. fortuna sappiamo. Ecco. Ci dobbiamo fermare, avvocato, poi magari torneremo a parlarne la prossima settimana. Senz'altro. Grazie come sempre per Grazie i a preziosi voi. consigli e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia.